Buonasera, buonanotte Diogo Seixas, un Valdagno che ha un po' perso lo smalto di gara 2, ha un po' perso non la grinta no, però la voglia di attaccare perché il Trissino è stato molto coeso, molto stretto in difesa. Sì, Trissino ha fatto una bella partita, ha vinto la partita bene e è così, ha vinto bene e domenica un'altra partita. Abbiamo parlato sempre di Lucas e Iago perché Vorto, Pagani, però Diogo Seixas in difesa fino adesso ha tenuto Valdagno alla grande, gara 1 e gara 2, ha giocato tutta la partita praticamente. Devo farti i complimenti perché insomma prima stagione qui in Italia e ti ho fatto vedere molto bene il tuo carattere. Grazie mille, a me mi piace molto giocare qua in Italia e pronto, intento fare la cosa bene, penso che Valdagno sta a fare una grande stagione e vediamo lo che va a passare domenica. Domenica appunto si va nella vostra tana, quella del Palalido, ovviamente tutti ci aspettiamo un Valdagno diverso da oggi, però ovviamente c'è un po' la stanchezza e anche un po' la voglia, forse anche troppa voglia di fare. Sì, loro sono una squadra incredibile, ma noi a Palalido siamo troppo buoni e vediamo lo che va a passare. Vediamo. Okay. Speriamo di divertirci come siamo divertiti fino adesso. Aspettiamo. Okay, grazie. Grazie mille. Grazie. E adesso aspettiamo Alvarino. Vado a prenderlo. Queste le extra